Abbiamo ironizzato sul fatto delle 11 edizioni perché le donne sanno quello che vogliono, però è giusto, Sindaco, siamo a San Vendemiano, abbiamo presentato questa 11ª edizione appunto della Corri in Rosa. Sì, la Corri in Rosa è diventato un elemento protagonista del fine stagione che dà un nuovo indirizzo anche alla vita sociale e quindi tutti noi ci interessiamo agli argomenti che riguardano la salute e la prevenzione, soprattutto la salute in modo positivo. Diventa positivo nel momento in cui la Corri in Rosa dà anche un sostegno economico, dà un sostegno come quest'anno con dei convegni e delle mostre che testimoniano la bellezza di questo evento e a noi danno anche l'orgoglio di essere stato un comune protagonista e apripista di questa iniziativa. Sempre al fianco di Marathon Treviso, da Aldo Zanetti che è il Deus ex machina di questa struttura, quindi siamo molto felici e orgogliosi. Sì, l'11ª edizione è partita la Corri in Rosa proprio da San Vendemiano, da una visione con Aldo Zanetti, con l'amministrazione comunale, tantissimi volontari. È un messaggio importante che viene dato alle donne, soprattutto il corretto stile di vita, la possibilità di passare una domenica assieme durante la camminata, di poterci scambiare delle parole in modo informale, che sono quelle sicuramente più preziose, anche le esperienze di vita, e di affiancare questa attività di sensibilizzazione e di informazione al servizio sanitario pubblico, soprattutto per lo screening mammografico, per le unità senologiche della provincia di Treviso, che sono un modello e ci garantiscono un'adesione allo screening la più alta in Italia e anche una sopravvivenza a 5 anni per le donne che hanno avuto difficoltà alle mammelle, tra le più alte in Italia, e questo sicuramente ci fa piacere e vogliamo continuare su questa strada, e Corri in Rosa è uno strumento straordinario.